18 provvedimenti di fermo con 4 persone ancora irreperibili, tutti affiliati alla cosca SIA Procopio Tripodi dell''Ndrangheta del Catanzarese, alleati con la cosca Vallelunga di Serra San Bruno. Un'organizzazione sgominata con l'operazione dei carabinieri denominata Showdown, che ha visto anche il sequestro di beni per un importo superiore ai 30 milioni di euro. Il sodalizio criminale avrebbe controllato diversi settori economici del Soveratese. 4 persone sono state arrestate e 23 denunciate nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza di Reggio Calabria su una truffa ai danni dell'Unione Europea attraverso la percezione di finanziamenti per 8,5 milioni di euro. L'inchiesta è stata denominata Ghost Chicken perché i soldi sarebbero dovuti servire a finanziare l'intera filiera riguardante l'allevamento e la vendita di polli da carne, in realtà mai realizzata. Sequestrati beni per un valore corrispondente al finanziamento illecito ottenuto. Da 3 giorni vivono nella stazione di Crotone perché sono stati sfrattati dalla casa in largo Spiaggia delle Forche, Angelo Talotta e Bruna Calabretta. I 2 coniugi hanno gravi patologie per cui non sono più riusciti a pagare l'affitto di casa. L'ufficiale giudiziario li ha tolti di casa il 12 dicembre scorso. La coppia chiede un intervento del sindaco per avere una casa in cui far crescere i loro 2 figli e trascorrere almeno il Natale sotto un tetto. Rapporto sulla sicurezza degli esercizi commerciali nella provincia di Cosenza è il titolo dell'indagine svolta dal Centro Studi di Confcommercio. Secondo la ricerca, ben il 48,61% dei negozianti dichiara che gli episodi di criminalità sono aumentati negli ultimi 3 anni e il 59,13% ammette di essere a conoscenza del fatto che alcune attività commerciali hanno chiuso per ragioni di usura. Di contro, il 100% dei commercianti del Tirreno nega di aver mai ricevuto atti intimidatori.